Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. In particolare ci troviamo a San Pietro al Natisone, nelle valli del Natisone, dove ha sede il nostro gubanificio d'Orbolò e dove soprattutto sono nate le gubane e la tradizione appunto delle valli del Natisone. La nostra ditta è stata fondata dalla nostra nonna, quindi noi rappresentiamo, io insieme a mia sorella Joelle, rappresentiamo la terza generazione di gubaniere, perché questa ditta è stata fatta proprio con l'idea di fare solo gubane, a differenza magari di molti altri che hanno cominciato a fare il pane e poi solo dopo hanno implementato la produzione di gubane. Noi siamo proprio un gubanificio. La gubana è tipica di questa zona perché è molto ricca di frutta secca. In particolare nei nostri boschi si trovano tantissime noci, nocciole, di cui appunto è ricca la gubana, uvetta e pinoli. Nostra nonna ha fondato l'azienda negli anni 60, ma già cominciava a farle a casa negli anni 30, infatti è stata la prima che ha fatto uscire dal focolare domestico questo prelibato dolce. La gubana ha la sua tipica forma a chiocciola perché viene arrotolata con all'interno il suo ripieno, ricco appunto di noci, nocciole, pinoli e uvetta. È una pasta lievitata più volte, quindi sta a molte ore di riposo e di lievitazione, perché appunto deve sostenere un ricco ripieno, perché la vera gubana è fatta con almeno il 30% di frutta secca, quindi è molto pesante. La cottura è circa a 180 gradi per circa un'ora. Gli abbinamenti tipici sono ovviamente quello con lo slivovitz, che è il distillato di prugne con cui di solito si bagna la gubana, oppure più in generale in Friuli la grappa, ovviamente, la grappa friulana, oppure accompagnata con vini dolci come verduzzo, ramandolo. Una proposta alternativa e un po' moderna è abbinare la gubana con una pallina di gelato e con una riduzione ai lamponi, che in qualche ristorante è una cosa curiosa da provare. Nelle valli del Natisone la gubana si produce tutto l'anno, anche se era tipica delle grandi celebrazioni come il Natale e la Pasqua, ma soprattutto come torta nuziale, quindi per i matrimoni. Oltre alla gubana produciamo anche gli strucchi, che sono anche questi dei prodotti tipici delle valli del Natisone, che di nuovo venivano usati nei matrimoni come confetti. E inoltre produciamo focacce, cuor di castagna, che è un dolce con la crema di castagne, produciamo cuor di miele e noci, sempre tutti prodotti legati comunque al territorio. Ci potete trovare a San Pietro al Natisone, dove abbiamo il nostro gubanificio e il nostro negozio, e ovviamente anche sul nostro store online.